Il lenzuolo tricolore issato in Piazza dei Martiri dal nucleo speleologico dei Vigili del Fuoco sulle note dell'inno di Mameli di fronte a cittadini, autorità e ai numerosi mezzi di soccorso rimasti in mostra per tutta la mattinata. Si sono aperte così le celebrazioni per la ricorrenza di Santa Barbara, in cui anche quest'anno si onorano il coraggio e l'abnegazione di chi quotidianamente si prodiga per salvare la vita altrui. Lo ha ricordato il vescovo di Belluno Renato Marangoni durante la messa celebrata nella chiesa di San Rocco. Sono momenti della vostra esperienza, di quello che state facendo per aiutare, per salvare, per uscirne dalle situazioni di pericolo. Sono momenti in cui davanti a voi si aprono spazi che non sono quelli dell'ordinaria amministrazione della nostra vita. Si aprono spazi che sono anche attraversati dal timore, ce la farò, non ce la farò. Sono i momenti in cui davanti a noi si apre un ulteriore spazio che non ha confini. È uno spazio dove noi ci affidiamo, dove ci è richiesta anche quella fiducia, anche nelle forze umane, nel coraggio umano. 4.861, 13 al giorno, gli interventi tra il 1 novembre 23 e il 31 ottobre 24, confermando il trend che dagli anni 80 vede impegnati con sempre maggior frequenza gli uomini del 115. Incidenti stradali, recupero veicoli, incendi e interventi legati agli eventi meteorologici estremi tra le tipologie con la casistica più alta, oltre alle attività di vigilanza e polizia giudiziaria e l'impegno extraregione come nel caso dell'alluvione in Emilia-Romagna. Un impegno a tutto tondo quello dei Vigili del Fuoco in un contesto non esente dall'ormai endemica carenza di organico a livello nazionale, i numeri parlano di un meno 15%, e dove occorre fare i conti con le sempre maggiori criticità determinate dagli effetti del cambiamento climatico. Essendo un ambiente di montagna nell'ambito del quale i fenomeni idrogeologici ci sono sempre stati, con il crescere dei fenomeni sia in termini di frequenza che in termini di gravità, si vengono a sviluppare situazioni di emergenza più gravi e più complesse, che naturalmente si vanno ad assommare a quello della caratteristica sismica che da sempre ha animato questo territorio. A chiudere la cerimonia la consegna degli attestati di benemerenza, quelli alla memoria dei colleghi scomparsi Walter Locatello e Luigino Ducapa, a cui sarà dedicata una via nella frazione di Levego, dei premi per il lodevole servizio, le anzianità professionali e gli attestati di soci benemeriti dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.